Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti a questo appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Proprio una notizia dell'ultimissimo minuto che ci è appena giunta in redazione, come vedete la telefoto, sempre che eccola qua, praticamente mentre stavamo proprio andando in montaggio con questa edizione informativa ci è arrivato proprio in presa diretta questa notizia perché ci sono dei problemi in corso in piazzale Osoppo a Udine dove una condotta idrica è completamente esplosa riversando sulla sede stradale diversi centinaia di ettolitri d'acqua che hanno in pochi secondi invaso l'intera area. Sul posto stanno operando i tecnici della concessionaria della distribuzione dell'acqua potabile, cioè il consorzio del Friuli Centrale, insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici del comune. Ripetiamo, l'area è transennata, è chiusa al traffico e ringraziamo, come vedete, anche dalla telefoto che ci hanno inviato i colleghi sul posto di udinesetv.it. Questo è soltanto un inizio di quello che si potrà vedere in pochi istanti. Ripetiamo, l'area è chiusa chiaramente al traffico, si segnala anche il movimento della sede stradale, dunque c'è anche il pericolo di crolli e per questo è stata interdetta l'area alla circolazione di piazzale Osoppo. Sul posto, come detto, i vigili del fuoco, insieme ai tecnici del consorzio acquedotto del Friuli Centrale, la polizia locale sta provvedendo alla chiusura dell'intera area per evitare il transito sia veicolare che pedonale. Insomma, vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata. Ripetiamo, evitare zona Piazzale Osoppo causa scoppio di conduttura idrica che sta mettendo anche a rischio lo stesso manto stradale che insomma si sta muovendo, c'è il rischio di crolli. Andiamo avanti con le notizie. Il prefetto di Gorizia ha emesso il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per una persona tedesca che il 19 febbraio scorso era rinvenuto dagli agenti della polizia locale di Monfalcone presso l'istituto Đakić. L'uomo, nonostante la scuola fosse chiusa al pubblico, era stato scoperto dagli agenti nei bagni della scuola, vestito con una tunica nera e un turbante bianco intento a lavarsi. Era stato immediatamente denunciato a piede libero per essere entrato arbitrariamente in un immobile pubblico senza autorizzazione. Nei giorni successivi è stato più volte avvistato sul territorio comunale. Con la collaborazione della polizia del locale commissariato di Monfalcone e dell'ufficio immigrazione della questura veniva proposta al prefetto l'espulsione del cittadino comunitario che non risultava né residente in Italia né dotato di risorse finanziarie per sostenersi. Ora l'uomo avrà 30 giorni per lasciare il territorio nazionale. E ora cambiamo completamente argomento, parliamo di siccità e soprattutto irrigazione con questa news che ci invia il consorzio di bonifica Pianura Friulana. Reperire ai prezzi più vantaggiosi possibile l'energia necessaria per il funzionamento degli impianti, contenere i consumi idrici e evitare ogni spreco. Sono le misure che intende intraprendere il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, contenute in un documento redatto in questi giorni, rivolti sia al servizio irriguo che a quello idraulico. Gli interventi coinvolgono tutti i consorziati, chiamati a contribuire all'impegno di ridurre gli sprechi e a limitare, quando non necessario, l'irrigazione. Le nuove misure dovrebbero portare un risparmio in bolletta pari al 10% circa, oltre alla razionalizzazione della risorsa idrica e a un utilizzo più oculato. Per la bonifica idraulica il funzionamento impianti idrovori privilegerà le ore notturne. Vi sarà un miglioramento gestionale per l'irrigazione a scorrimento. I pozzi più energivori verranno attivati con un timer di accensione e spegnimento, anche con telecomando. Nell'irrigazione ad aspersione sarà ridotta la pressione da minimo 0,1 bar a massimo 0,5 bar in tutti gli impianti. Saranno posizionati pluviometri per verificare i millimetri di pioggia caduti e valutare la conseguenza, la possibilità di spegnimento temporaneo degli impianti.
Infine contribuiranno al risparmio anche l'illuminazione a LED nella manutenzione e nell'efficientamento energetico dei motori elettrici delle pompe di sollevamento ogni volta si debba procedere alla loro sostituzione. E adesso ci trasferiamo nell'ex provincia di Pordenone per parlare di sanità, 22 milioni di euro stanziati per l'area liventina, il servizio. Governatore Fedriga, siamo qui oggi nel distretto del Livenza dove la Regione ha presentato un piano che illustra oltre 22 milioni di euro per la sanità. Sì, è un piano che non si ricorda da anni di questa importanza in quest'area della Regione, dove non c'era ovviamente soltanto i nuovi investimenti ma anche nuovi servizi, più posti letto, che smentisce tutte le polemiche strumentali che ci sono state fino ad oggi. È chiaro che il sistema sanitario, non soltanto regionale ma nazionale, anzi direi di più europeo, ha subito dei contraccolpi durante la pandemia perché abbiamo dovuto spostare del personale per affrontare l'emergenza pandemica e chi ha sfruttato, devo dire in modo scellerato, questa situazione contingente prevedendo chiusure di ospedali, chiusure di servizi della salute del cittadino, oggi viene smentito clamorosamente. Ma questo è dovuto, non è dovuto al fatto che dobbiamo rispondere a qualcuno, ma che c'è un piano strutturato iniziato già nel 2019 con la riforma sanitaria che vede potenziare tutto il territorio, non soltanto gli ospedali hub, questo perché riteniamo sia utile al sistema sanitario regionale. Noi dobbiamo guardare la sanità nel punto di vista complessivo dei servizi che dobbiamo erogare ai cittadini di questa regione e tutta l'area del distretto del Livenza, Sacile, sono un'area strategica soprattutto anche per la vicinanza con la regione Veneto. Vicegovernatore. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del mattino. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o altrimenti nelle nostre pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.